Allora, le dimissioni di Napolitano. Saluto l'onorevole Daniela Santanchè di Forza Italia e le chiedo subito come ha accolto queste indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Napolitano subito dopo il messaggio di Capodanno. Ma io le devo dire molto bene, certo non mi unisco al coro di persone ipocrite, alcune false, altre, convinte altre ancora, perché io ritengo che sia stato il peggiore Presidente della Repubblica che abbiamo avuto. Devo dire anche che Napolitano è il Presidente della Repubblica che ha sospeso la democrazia. Ricordo che ci sono stati tre Presidenti del Consiglio senza mai essere eletti dal popolo, come recita la nostra Costituzione, e il Presidente che ha tramato prima con Fini per far cadere il governo Berlusconi, promettendogli chissà che cosa, poi ha tramato con due banchieri, Bazzoli e Passera, per mettere a Presidente del Consiglio quello che lui aveva voluto fare senatore a vita, il famoso professor Monti. Poi ha tramato con Alfano per sostenere il governo Letta, provocando una scissione nel nostro movimento politico di Forza Italia. Peraltro raccogliendo 3 fallimenti, perché sono sotto gli occhi di tutti. E poi anche come capo del CSM ha consentito che venisse fatta carne da porco del presidente Silvio Berlusconi. Per cui cosa vuole che le dica? Quello che mi è dispiaciuto è che le dimissioni si danno e non si annunciano, perché non è previsto questo strumento per chi è Presidente della Repubblica. Non le ha annunciate, insomma, se ne è scritto e non le ha smentite, sì, insomma, noi non le ha annunciate ufficialmente. Perché allora mi sembra... Allora le dico, ancora avevo capito forse non così bene come lei mi sta illuminando in questo momento, perché questo è un esercizio di un altro, tra virgolette, ricatto, pressione, perché tutti facciano velocemente, senza guardare la bontà, il fatto di come viene fatta una legge elettorale che deve garantire le regole del gioco. Stasera allora parla come Beppe Grillo, Stasera tale e quale a Beppe Grillo. Potrebbe scrivere il post sul sito di Beppe Grillo stasera lei. Ma guardi che il passato al 5 Stelle. Scusi, che il Presidente Napolitano, io ho sempre detto che sono fortemente pentita di averlo votato, ma le sue elezioni, come ricorderanno tutti, erano in un momento veramente surreale, eccezionale, particolare, cioè tutto quello che poi abbiamo letto anche su libri che sono stati scritti negli ultimi periodi, per cui io l'ho detto sempre chiaramente che sono pentita di averlo votato, non lo voterei più e non vedo l'ora che se ne vada. Ma il patto del Nazareno vale anche per il prossimo Presidente della Repubblica? No, ma non c'è il patto del Nazareno sul Presidente della Repubblica, sono i numeri che fanno sì che ci siano degli accordi, perché altrimenti non è possibile eleggere il Presidente della Repubblica con gli attuali numeri che abbiamo al Parlamento, alla Camera e al Senato, quindi non è che ci deve essere un patto del Nazareno sul Presidente della Repubblica, ci deve essere un patto tra chi elegge il Presidente della Repubblica, perché insomma i 101 credo che siano ancora nella memoria e nelle cicatrici ancora un po' fresche di molti. Ma lei ce l'ha un nome in testa? Uno che piacerebbe a lei di Presidente della Repubblica? No, io non ce l'ho un nome in testa, non aspetta a me fare i nomi, le devo dire che ho voluto dire questo anche con rispetto del Presidente Napolitano, perché in casa mia mi hanno insegnato che ci vuole rispetto per le persone anziane, quindi avrei detto molto di più, ma sono limitata. No, è stata sobria, diciamo, ha detto poco che poco. Mi è stata, Sandro per Gozzi. quello che penso di Napolitano sono stata molto sobria. Molto low profile, come il suo solito. A Massimo Cacciari, l'analisi che fa Daniela Santanchè di Napolitano, c'è qualcosa, diciamo, che condivide o la considera tutta fuori dai binari? È pura propaganda, stracci, volano stracci, privi di ogni dignità culturale, politica. Napolitano si è trovato in una situazione non creata da lui, di disfacimento politico, economico del Paese, e ha cercato di ricorrere agli strumenti di cui era a disposizione, in una classe politica di una miseria che poi si è vista anche all'epoca dell'elezione del Presidente, no? Quando c'è stata la cosa di Prodi, lo spettacolo che è stato dato da questo Parlamento di nominati, eccetera, eccetera. Quindi una situazione di totale emergenza
direi proprio etico-culturale del paese, ed è inutile rifare la storia anche etica di questo paese, di questa classe dirigente, di questa classe politica, e Napolitano ha cercato di mettervi riparo con gli strumenti che aveva, che erano molto deboli, perché non siamo in una repubblica presidenziale, anche se sarebbe finalmente il caso di parlarne, perché la tendenza sistemica di questi anni va verso una soluzione di quel genere, ed è forse la ragione culturale di fondo che accomuna di più Renzi e Berlusconi, questa prospettiva. Dopodiché, mi permetta, non parlo neanche delle cose dette dalla Santanchè, perché proprio non ne vale assolutamente la pena, per carità di Dio. Perché la verità fa male in questo paese di bigotti, dove si racconta sempre un film che non c'è. Ma si rifaccia la storia di questo paese, ma rifaccia la storia di questo paese negli ultimi 20 anni e veda un po' cosa poteva fare Napolitano nel 2012-2013, nel 2011-2013. Senta, infatti io non faccio il commentatore, sto ai fatti di quello che è successo negli ultimi 3 anni in questo paese e credo che gli italiani abbiano ben chiaro quello che è successo. Di quello che è successo con Berlusconi. Non lo devo dire io quello che è successo a Berlusconi, è scritto nei libri, sono stati denunciati complotti, abbiamo letto anche dei complotti internazionali. Parliamo di cose... ma questa è una cosa molto seria, perché guardi, l'arbitro non può essere il giocatore. Vi saluto. Aspetta. Stiamo a discutere delle fesserie che sta dicendo la Santanchè. Vi saluto e vado. Professor Cacciari, se vogliamo discutere di cose serie, discutiamo di cose serie. Se vogliamo discutere degli attacchi. Professor Cacciari, fuori senno della Santanchè Napolitano, vi saluto. Senta una cosa, dei nomi... Proprio per allacciarmi a questo, che se uno fosse arbitro, no, come dovrebbe essere il Presidente della Repubblica, sopra le parti, il Presidente della Repubblica di tutti, nessuno si permetterebbe di dare giudizi politici. Siccome lui ha voluto scendere in campo, ma siete andati a implorarlo, siete andati a chiedere di fare il Presidente della Repubblica, siete andati a dire ti prego Giorgio fai il Presidente, non sappiamo chi metterci, c'è la crisi, l'avete votato, anche lei l'ha votato Berlusconi, ma di che stiamo parlando però? Ma scusi un secondo. A parte che, voglio dire, nella vita si può sbagliare e le ricordo che c'erano presupposti altri, perché il Presidente della Repubblica aveva sottolineato, insistito, giurato chi si sarebbe adoperato del suo secondo mandato, che diciamolo chiaramente non mi sembra un grande sacrificio, perché fare il secondo mandato alla Presidenza della Repubblica mi sembra che gli italiani stiano facendo sacrifici un pochino più pesanti rispetto a questo, ma aveva sottolineato, giurato, detto chi si sarebbe occupato della pacificazione di questo Paese. A me non sembra che anche in questo abbia fatto, mi sembra di raccogliere un altro fallimento del Presidente Napolitano, perché io voglio credere da italiana che in quell'occasione le sue erano parole vere che ha speso, che le ha spese molto, davanti a testimoni, pubblicamente, la pacificazione. Allora non mi sembra che anche su questo caso sia riuscita a fare qualcosa e allora mi dispiace per coloro come il professor Cacciari, che forse così sono poco democratici, che se ne va via se bisogna, se la Santanchè parla di Napolitano. Io continuerò a parlarne malissimo e siccome ha voluto fare il politico, essere di una parte in maniera netta e chiara, credo di avere la libertà, se siamo ancora in una democrazia, professor Cacciari, di esprimere la mia parole stesse di Gomez risulta che non è stato da una parte, guarda quello che vi diceva Gomez ha citato dei casi, secondo lui, che a lei in cui secondo lui Berlusconi era dalla vostra parte. Lei cita dei casi in cui secondo lei era dalla parte degli altri. La realtà è che Napolitano si è trovato in una situazione inaudita di classe politica e di governi di questo Paese e per il bene di questo Paese ha creduto che ci dovesse cercare un governo di coalizione in una situazione economica drammaticissima, ha cercato di vararlo, ci sono state le elezioni che sono andate in quel modo, non per colpa di Napolitano, e ha dovuto o si ritornava a votare il giorno dopo, oppure si doveva cercare un qualche compromesso immediatamente dopo le elezioni del 2013 e l'avete votato pure voi. Glielo dico con garbo. Scusi, professor Cacciari, glielo dico con garbo e con gentilezza.
Sicuramente non è stato da parte degli italiani, non è stato dalla parte della Costituzione, che recita che il popolo è sovrano. Quando c'è stato quel problema, lui doveva sciogliere le Camere, ridare la voce al popolo italiano, che facesse un sì, sciogliere le Camere, è una prerogativa non sua, neanche mia, doveva sciogliere le Camere e mandare il popolo italiano alle elezioni e non fare prima. Va bene, allora... Il Presidente della Repubblica ha violato la Costituzione. Senta, mi dica... Ma dico, ci sarà qualcuno, no? Ci sarà qualcuno che ascolta questa trasmissione. Ci sarà qualcuno che dice che l'onorevole Santanchè dice che il Presidente Napolitano ha violato la Costituzione. Ho detto di peggio, ma è un'accusa gravissima, non è stato attento. E mandarla a chi di dovere. Sì, va bene, mi manderanno in galera. L'onorevole Santanchè dice che il Presidente... Scusate, no, fermi. No, ora calma. È un'accusa gravissima e lei è tenuto a mandare a chi di dovere questa accusa della Santanchè. Io sarei tenuto se mi fate parlare, perché non riesco a parlare. Alla procura Siccome, no, un attimo, Santanchè, la prego, evitiamo... No, Santanchè, la prego, si fermi un attimo, mi faccia intervenire un attimo. La Costituzione italiana non prevede che si debba andare necessariamente allo scioglimento delle Camere se c'è una maggioranza che tiene in piedi il governo, quindi non c'è la violazione della Costituzione, punto e basta. In tutti i casi, la prego, possiamo andare avanti su questa questione? No. Io ho detto che come prevede la Costituzione, che è una prerogativa del Presidente della Repubblica, sciogliere le Camere. E quando si era creato quell'impasse... Ma non è vero che è obbligato a sciogliere le Camere, Santanchè, non è obbligato. La Costituzione. Va bene. Non ha detto che è obbligato. Allora, va bene, andate alla procura. Allora, facciamo così.